con noi Oscar Olivo, Patrie Furlane, presente con noi in studio. Allora, referendum costituzionale e revisione dello statuto speciale. Ferma l'auto Friuli? Buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'ospitalità. Patrie Furlane, so consigliere Simeoni, ostin l'antator per i paesi per discutere e per far conoscere queste situazioni vergognosissime che vengono fuori se il sì al ves di vinci, perché le nostre situazioni regionali saranno messe assolutamente a rischio. Si valute proprio talante di articoli in articoli che è una situazione nauseabonda, non lo dico io, lo dicono cioè praticamente i il territorio vi risponde picche, nel senso che dice che ha paura di perdere l'attuale specialità. Ma noi è una proprio consolidata, perché se si va a analizzare bene, c'è che potrà succedere e sarà una realtà, sarà come fanassi un new feudalismo, perché tutto il potere sarà concentrato su Roma. Cioè avete paura che torni un medioevo e dunque si perda quello che è la specialità della nostra regione, no? E io neppure, come ho detto prima, reale, perché tutto sarà deciso dal governo di turno, venirà ratificato da Stiamaris, il Senato non conterà noi, i BES continueranno a essere su passo, poi di prima per Roma, perché Roma pensa che le regioni e i comuni sedi fallimentari, quando invece il fallimentare è Stato italiano, certo, con i suoi politici scorrosi. Dunque, per chiudere? Il Friuli non ha un santul internazionale che lo difendi, o vindome le possibilità dal referendum e le elezioni per fare un sentire. Grazie Oscar Olivo per il suo intervento rigorosamente in marilenghe. La linea torna a Pordenone al direttore.